Bentornati in diretta con Buongiorno Taranto e adesso parliamo di risposte dello Stato, parliamo di interventi fatti dall'Arma dei Carabinieri in zone complicate e difficili che spesso sono l'argomento, il racconto fatto da Il Presidio, la docuserie di Rai 3 diretta dal nostro Claudio Camarca, dico nostro perché l'ho conosciuto da pochi giorni ma lo sento amico da una vita e cui do il buongiorno e il benvenuto qui a Cittadella alla radio. Buongiorno Claudio. Buongiorno a te, grazie di questa amicizia. Grazie a te. Allora Claudio, sabato 1 marzo alle 23:45 su Rai 3 la prossima puntata del Presidio racconta di Taranto, racconta di una serie di interventi fatti dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile e del nucleo investigativo, insomma di chi è per strada quotidianamente. Partiamo proprio di qui. Perché avete scelto Taranto? Noi abbiamo fatto una serie che toccava 8 città d'Italia, da Milano fino a Palermo. Taranto mi sembrava molto interessante per vari motivi. Uno che è quello rappresentato dalla situazione socio-economica creata dal disastro dell'Ilva, e poi conoscevo personalmente sia il comandante del NORM, sapevo che ragazzi avesse a suo servizio e quindi meritavano di essere raccontati. Che idea ti sei fatto di questa città, tu che comunque diciamo anche per lavoro insomma ne frequenti, ne vivi e ne racconti tante? La sensazione che ho io spesso è che noi italiani non ci meritiamo l'Italia e quindi anche a Taranto vedi una città per alcuni versi meravigliosa, al di là del mare meraviglioso, ma con delle vestigia del passato meravigliose, importanti, necessarie alla bellezza di questo paese, e spesso, anche come è successo in varie parti dell'Italia, trovi invece che i tarantini non siano all'altezza di questa bellezza e quindi trovi appunto degrado, trovi incuria, trovi lo spaccio, trovi soprattutto l'acquisto di sostanze stupefacenti, perché poi lo spacciatore non è, per quanto mi riguarda, il vero problema è la domanda, non è mai quello che vende. Certo, non ci sarebbe offerta senza la domanda, è una delle prime leggi di mercato. Claudio, racconti che insomma diffondete attraverso Il Presidio sono anche racconto di donne e uomini dello Stato impegnati nel servizio. Che uomini e che donne hai incontrato qui a Taranto? Ho incontrato un'abnegazione totale. Noi lavoravamo, dico noi perché io praticamente vivo in simbiosi con i ragazzi dell'Arma, lavoravamo dalle 13 alle 16 ore al giorno per una settimana di seguito, abbiamo disarticolato, se vi ricordo bene, 4 piazze di spaccio, fermato gli acquirenti, dei ragazzi che hanno, io li chiamo ragazzi perché per me sono il meglio del paese, no? Sono i nostri ragazzi, i ragazzi italiani, diciamo così. Hanno una vita personale, hanno figli, hanno mogli, hanno mariti, hanno genitori, e poi salti il pranzo, salti la notte, ti alzi la mattina alle 5:30, rientri la sera alle 2, insomma tutte cose che poi tu sai meglio di me, perché la realtà tu la conosci molto meglio di me. Io sono solo un tizio che è arrivato, è stato però secondo me diciamo l'occhio di qualcuno che viene da fuori è meno abituato e quindi secondo me è più capace di cogliere dettagli che per chi come noi vive ormai qui magari a volte sono scontati e non riusciamo più neanche a notarli. Un'ultima domanda volevo farti, Claudio. La storia che raccontate a Taranto è una storia che secondo te non lascia speranza per il futuro, o questa città ha ancora una possibilità? È una bellissima domanda. Io credo che sia il paese stesso ad avere una grande possibilità, però dobbiamo avere il coraggio di prenderci sulle nostre spalle tutti quanti questa responsabilità, cioè di mettere mano a noi stessi, e finché noi avremo i clienti delle piazze di spaccio, i clienti delle prostitute, chi delinque e chi non denuncia, l'Arma dei Carabinieri non ce la farà mai. Il crimine non è un problema di ordine pubblico, è un problema di cultura e di civiltà. Oggi abbiamo pubblicato su Gazzetta del Mezzogiorno un'intervista al capitano Vito De Cesare, che è un po' diciamo uno dei protagonisti di questo racconto che tu fai, e lui chiude esattamente così, dice: la sua speranza è che in qualche modo questo piccolo contributo offerto dai Carabinieri possa permettere alla comunità di sentirsi parte di uno Stato, riavvicinarsi, perché noi ci mettiamo il nostro, ma senza il supporto della comunità non si va da nessuna parte. Sono i nostri carabinieri, questo è il nostro paese, è la nostra nazione, e finché, se questa è casa mia, io la devo amare, la devo rispettare.
Grazie a Claudio Camarca, ricordiamo l'appuntamento per sabato 1 marzo alle 23:45 su Rai 3, il presidio per raccontare Taranto attraverso il lavoro dei militari del nucleo operativo radiomobile di Taranto. Grazie Claudio per essere stato con noi. Grazie di avermi ospitato, buona giornata. Buona giornata e buon lavoro a te.